Ciao amici, rieccomi qui, questo è il 47esimo episodio di questa partita con Venezia. Come prima cosa noterete subito che la mappa ha cambiato i suoi colori perché ho modificato appunto i colori di delle province ai miei stati nazionali. È stato piuttosto facile in realtà, è bastato modificare il salvataggio. In pratica, se andate nel salvataggio e cercate il nome del vostro stato coloniale, troverete che è segnalato il colore della mappa, map color, e è bastato cambiare il colore con quello dell'Argentina. E quindi ecco qua gli stati tutti con lo stesso colore, un po' più facili da identificare come nostri. E a questo punto non so se volete possiamo anche cambiare colore della. Non ci avevo pensato prima, ma se vi piace un altro colore rispetto al verde, non so, volete che sia blu o bordeaux, non so. Si può anche valutare la possibilità di cambiare colore. Però adesso non siamo qui per cambiare colore, ma per continuare la nostra partita. Volevo prima di tutto controllare. Allora, no, non questo, ma ecco, le culture, perché ecco, la cultura greca l'11%. Era quello che mi interessava perché mi pare che se si va sotto il 10%, una cultura accettata diventa non più accettata, il che beh, prima o poi è inevitabile, però mi dispiacerebbe non aver più accettata la cultura greca. Quindi penso che il prima possibile dovremmo prenderci queste due province in modo da poter anche questa e questa. Poi abbiamo finito le. Sì, penso che siano queste. Già. Queste quattro rimanenti province greche. Quindi mi sa che è necessaria una guerra contro gli ottomani. Perché se non lo facessimo subito perderemmo, diciamo, un po' troppo presto la cultura accettata. Mentre io punterei invece a mantenerla più a lungo. Ci eravamo lasciati però che stiamo andando ancora a caccia di qualche maledetto inglese col nostro generale Carlo Felice Galilei, che speriamo spazzi via questi religiosi inglesi protestanti. E tra poco dovremmo anche dichiarare guerra a degli stati poco amichevoli, cioè la Spagna e il Portogallo. Vabbè che questa non è davvero una necessità, forse sarebbe più importante dichiarare guerra all'Inghilterra. Mm. Ma io ho un casus belli contro l'Inghilterra? Questa è la domanda. Quindi, forse mi conviene scoprirlo subito. Allora, intanto stiamo anche proseguendo questa guerra contro gli indiani, che però ci vede strafavoriti, cioè non ha nessuna difficoltà. Allora, un nuovo insediamento. Mm. Wow, benissimo. Ah, abbiamo anche il prestigio positivo, non so bene come mai, forse perché abbiamo conquistato tutto questo stato. Non mi ero accorto del miglioramento. Ottimo comunque, ci serviva un po' di prestigio. E invece, naturalmente, qui puntiamo sulle tasse. Più persone significa più tasse. Va bene. Quindi guadagniamo. E questo cosa c'entra? Vabbè. Più tasse in Suriname. Suriname. Che dovrebbe essere questa. Ho anche controllato la mappa un po' degli Stati Uniti e ho notato che New Orleans è sulla foce di questo fiume. E quindi questa zona è più che altro Florida, Georgia, qualcosa del genere. Va bene, allora andiamo avanti. Allora, qui c'è ancora un po' di truppe in esilio. Allora, vediamo, sta arrivando il nostro diplomatico. Vediamo cosa può combinare. Abbiamo finito pure una conversione, ottimo, perché guadagniamo potere sul Papa. Gli inglesi, con chi siete in guerra? Ui, maledetti. No, eh? Ecco.
Questa è una buonissima... Tu non sei in guerra. Chi è in guerra? Voi siete in guerra. Ma il principale bersaglio abbiamo detto che è? Mikan. E chi siete? Mihik... No, ho letto male. Maledizione. Mahikan. Va bene. Ma... Sto scrivendo giusto? Mahi... Voi. Cavoli, siete in guerra a fare voi. State perdendo contro degli inglesi maledetti. No, 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 no. Qui chi c'è? Non mi piace questa cosa. Cosa stanno combinando gli inglesi? Dobbiamo bloccare il prima possibile. Vediamo se abbiamo già un casus belli. Io odio sta cosa che non c'è mai un casus belli contro sti inglesi. E adesso come ce lo procuriamo il casus belli? Non posso colonizzare tutto il mondo per fare casus belli agli inglesi, ma... A pace! Voi sareste un ottimo obiettivo, eh? Siete... Vabbè, a pace, addio. Devo dichiararvi guerra. Molto sicuramente. Già. Dichiarare... aspettiamo che arrivi il rinforzo. Ma no, che aspettiamo, andiamo subito. Allora, va bene, non so bene che cavolo fa. Ho scoperto 20.000 province. Mio Dio, che cosa è successo? No, tutti hanno partecipato, va bene. Come era naturale del resto. Vediamo dov'è il mio Carlo Felice. Maledetto Carlo Felice. Allora, vammi in qualche altro... Anzi, perché non posso toglierti? Userò il metodo solito. Ciao. Questa unità non ha nessun Carlo Felice. Va bene. Vai qua. Allora, il primo adesso arriva. Mio Dio. Allora, vediamo un po' come inizia la battaglia qua. Uruguay. Ma sembra molto bene per noi. Ottimo. Ah, ecco, un nuovo governatore. Ci hanno chiesto un rimpiazzamento e noi glielo diamo molto volentieri. Perché un burocrate è quello che serve. Poveretti che non gli abbiamo mai dato burocrate. Come sei ancora in esilio, maledetto? Dove... Allora, qui dobbiamo fare una conquista in tempi rapidi, quindi io direi... di dividere a metà? Ma sì. Ok. O forse farei prima... No, dov'è la mia flotta? Un po' lontana. Allora, la mia strategia coloniale ora è colonizzare queste due, prendere queste agli inglesi e colonizzarne anche una quinta qua in questo stato coloniale del Messico per avere lo stato coloniale, appunto. Poi, come vedrete, avremo colonizzato tutta la costa e l'America centro-meridionale e anche buona parte di quella settentrionale. Quindi io mi sposterei appunto qua per poi cercare di espandermi nell'Africa orientale e anche in questa zona in modo da prevenire espansioni di rivali. E invece i francesi li lascerò fare un po' quel cavolo che vogliono qua. Prima o poi riusciremo a impadronirci del potere sui francesi. Maledetti, prima o poi, cioè maledetti mi hanno sempre aiutato. Ma nonostante ciò, giustamente io medito pure di impadronirmi del loro trono. Qui gli spagnoli, cavoli gli spagnoli. No, è necessario quindi dichiarare guerra anche al Portogallo. Guerre permanenti queste sono. Vediamo un po' invece come va qua, un po' più a sud. Ma vedo che tutto sommato sta andando bene. Tu torna indietro. Ci sarà qualcosa di importantissimo che sta succedendo in Europa che io sto dimenticando. Le nostre navi come stanno andando? Piuttosto bene. Abbiamo anche qualche soldo extra. Vediamo un po' quante navi stiamo facendo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 navi staremo facendo. E quante ce ne servono per avere l'obiettivo qua? Ma ne servono pochissime, credo, perché ne avremo già una ventina noi. Noi ne abbiamo 12, ma ne abbiamo fatte 15, quindi superiamo di gran lunga il limite. Come vedete non esiste una flotta davvero forte in questo momento, ma sono tutte molto scarse. Comunque la nostra prevale su quella della Francia e dell'Inghilterra. Le Indie occidentali sono anche molto forti, la nostra carissima colonia, mentre l'ANSA ci supera come navi pesanti, però di uno. E l'Oman non lo considero neanche, ma potremmo fare ancora qualche nave pesante. Vabbè che superiamo già di gran lunga tutti, Ma no, no, basta, direi bastano così le navi pesanti. Possiamo invece costruire delle fregate, magari. Qualche bella fregata in Grecia, dai, facciamo una flotta extra di fregate. Però mi sa che abbiamo finito già i soldi, ok. Va bene. Uruguay, abbiamo battuto sti maledetti inglesi uruguayani. Banda orientale. Allora io direi che qua conviene. No, anzi, facciamo così. Quando è che arrivi il 10? Dai, dobbiamo sbrigarci qua. E mettiamo qua invece il generale un po' più scarso, perché bene, tu torna alla Russia. Questi sono... Ah, è vero, perché qui siamo in guerra... Non l'ho considerato una cosa abbastanza importante, cioè che siamo in guerra con mezzo mondo. Ah, qui possiamo... È vero. Perché non l'ho fatto subito? Va bene. Ci impiegheremo un sacco di tempo, come avete visto. Cioè ci impieghiamo 6 anni per farlo. Però tutto sommato la nostra sovraestensione è più che mai accettabile. Allora, qui i rock... Ah, siamo in guerra con voi, per fortuna non ci hanno attaccato. E... Noi questi li dobbiamo riportare qua. Ma dove vai? Fai la strada più veloce. Ecco qua, abbiamo subito vinto. E questi immagino siano di nuovo in guerra con noi. No, non è vero. No, Caddo, non andate qua. Non provateci. Aspetta, ne lascio uno. Un mercenario perché non ho voglia. Ah no, bravi, tornate indietro. Perché avendo visto quello che è successo l'altra volta, non vorrei che gli inglesi utilizzassero qualche piano malefico per i loro schifini. Ok, qui abbiamo vinto in un secondo praticamente. E abbiamo anche già bloccato il porto, ottimo. Però ho paura che... Questi vanno avanti e indietro, vabbè. Ho paura che in caso di attacco inglese, cioè che noi attaccassimo gli inglesi, intanto una simpatica battaglia qua. I Pequot non c'entrano. Bravi, tornate indietro. Ah, ma fanno guerre anche tra loro, meglio. Allora, ok, Jacopo. Possiamo dichiarare guerra al Portogallo adesso? Sì. Alleate con la Spagna. E invece con loro non abbiamo ancora casus belli. Però c'è tutta sta coalizione contro noi, maledetti. Loro però no, non sono in coalizione. Io direi di aspettare un attimino, tutto sommato, perché
Queste colonie le dobbiamo bruciare, non sono ancora finite, non c'è bisogno di attaccare proprio ora. Aspettiamo che questa sia più o meno 820-30 per attaccare. Ottima idea. Va bene, quindi attendiamo un po' e il diplomatico lo mandiamo in Inghilterra perché quasi quasi migliora un po' le relazioni, perché se questa situazione di successione disputata permanesse e sarà intenzionato eh, sì, a provare a siglare un matrimonio reale, anche se adesso naturalmente è impossibile, ma appunto migliorando un po' le relazioni, se cambiassero rivali, ma un po' difficile in effetti. Senza questa attitudine di rivalità, appunto, potremmo già farlo, questo matrimonio reale. E si può considerare come cosa, appunto, perché ci arricchirebbe non poco, perché il nostro introito è diminuito. Buona domanda. Bah. Abbiamo finito le navi? No. Prima guadagnavamo di più, ma evidentemente non guadagniamo più adesso. Allora io direi comunque di fare altre 2 navi qua. Va bene. Maledetti austriaci, hanno sempre qualcosa da tramare contro di noi. Qui come va? Ah, come noterete, ho anche aggiunto un po' di musica nuova. Però non questa, questa c'era già. Allora. Ma tutti, cosa ho fatto? Vabbè, niente di grave. Ok, sono le loro... No! Perché? Lana, vabbè, Antioquia che... è questa. Vabbè, ci accontenteremo di questa maledetta lana. Qui, ma qui voglio il cioccolato, maledizione. Solo cioccolato. Vabbè. Maledetti. Dove vanno questi? Appunto mi serve questa provincia in modo da avere un confine con gli inglesi finalizzato a dichiarargli guerra. Ma ad avere un casus belli. Poi io direi, ma perché no? Dato che ci siamo e i francesi sembrano abbastanza forti, beh, non è tanto vero, fanno abbastanza schifo. Cioè, stranamente siamo più forti noi in questo momento. Ma dato che non fanno comunque troppo schifo, potremmo tentare di conquistare per la 100ª volta l'Andalusia, dato che anche gli spagnoli non credo siano molto forti al momento. Appunto. Hanno 75.000 uomini, i francesi. Com'è che non li ho visti? Quindi Russia sempre un po' davanti a noi, però per poco, devo dire. E la Francia invece indietro, ma davvero molto avanti rispetto alla Spagna. Noi abbiamo il limite di forze però maggiore al mondo, il che ci favorisce molto. Non oso immaginare se diventassimo pure imperatori che limiti di forze avremmo, ma per fortuna non lo siamo ancora. Il che ci consente di essere quasi umani. Allora, qui ci serve un po' di fanteria, per... per riequilibrare l'armata. Che succede qua? Ecco, si è bloccato. Ah no, ok. Il mio computer ogni tanto fa gli scherzi. Una volta, come ricorderete, si è impallato completamente, quindi spero non ricapiti. Allora, possiamo andare avanti. Ah, che bello. Numeri 1. Siamo i numeri 1. Chi è? Vuoi una pace? Ma non la considero nemmeno, devo annetterti. No, vabbè, vediamo cosa dici. Neanche mi dai... Almeno se mi dessi qualche miliardo di ducati potrei magari considerarlo, ma concedere la sconfitta è oltraggioso quasi.
Ah, maledetti. Vabbè, non è grave. Ok, però non venitemi qua adesso a rompere le balle voi. È questo che voglio preservare più di tutto. Però ma sti inglesi come fanno a perdere? Ma io non riesco a capire. Ve la riuscite a riconquistare questa provincia? Bah, che strampalati inglesi, va bene. Allora, stiamo comunque seguendo la situazione da vicino. Mm. Eh? Chikasav è entrata nella coalizione? Ma io ti... Ah, non posso più distruggerti perché sei in una coalizione. Ma io ti dichiaro guerra. Ti dichiaro guerra e poi vediamo se ti aiuta qualcuno nella coalizione. Non avrai più speranze. Ma queste coalizioni rendono il tutto più complicato, però, eh. Ma cosa ci fai? Anzi, dovremmo essere più pacifici adesso e dire: ma no, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di conquista, a noi interessa solo la costa. È anche vero. Basta che non vi conquistino gli inglesi, poi siamo contenti. Trento si è rivoltato. Come no? Avete di sicuro molte possibilità di battermi. Dai, abbiamo credo finito l'obiettivo, tra pochi giorni. Cos'è che ci dà l'obiettivo in questo caso? Allora, l'obiettivo ci dà come premio un bel po' di tradizione navale e anche di prestigio, mica poco. Mm, interessante. Allora, qui io non so, dato che non possiamo attaccare, potremmo invece puntare all'esplorazione. Ma sì, esplora un po'. Più che altro non abbiamo nessuna base navale in tutta quest'area, quindi un po' difficile. Ecco, abbiamo finito l'obiettivo come preannunciavo. Conquista Walley. Walley, Walley, quello. Oh. Questo invece è più interessante. La Bretagna, no. Ah, come no? 10 prestigio per avere 1 miliardo? No, non è il caso. Anche perché io i soldi preferisco spenderli che accumularli. Allora. E quindi, che razza di... La Bretagna cosa pensa di noi? Non credo sia facile portarla. Perché sei rivale di chi tu, scusa? Del Portogallo? Vabbè. L'unico stato che proprio non me ne fregava niente nel mondo. Vabbè. Non so, però ci darebbe un utile più 25 di potere diplomatico e non abbiamo altri possibili obiettivi. Che... Però più che altro arriviamo a 80 e poi... Beh, potremmo siglare trattati che poi cancelleremmo il giorno dopo. Ma... Sti obiettivi assurdi. E... Sono un po' indeciso se prenderlo o no, ma... Poi devo usare diplomatici in maniera più intelligente, tipo fabbricare pretese assurde. Vabbè, Andalusia, no? Dai, vai in Andalusia, è meglio che fai questo, non ho voglia di obiettivi osceni. No! No, maledetti! Non ho ancora il casus belli contro gli inglesi e questi distruggono la colonia. Ma dov'è la flotta? C'è la flotta, l'esercito inglese. Non puoi salvare le colonie? Anziché Francis. Vabbè. Vabbè che non è niente di così grave, però produceva dell'utilissima pelliccia. Cioè, utilissima per far soldi, naturalmente. E vabbè, niente più inglese. Questi inglesi sono così stupidi che adesso distruggeranno la colonia. Vedrete, manderanno a fare la colonia chissà dove.
Qui siamo quasi agli sgoccioli, eh. Ma che razza di... Ah, ecco, iniziamo a ragionare. 500 ducati. Ah! Chi sono gli Apache? E... Ma siete voi gli Apache? Ma mi servite per gli inglesi, però forse non mi servite più. 500 ducati? Ma quasi quasi si potrebbe anche considerare tutto questo. Trento. Bene. Bene. Maledetti. Ah, non moritemi qua sulle montagne voi e tornate indietro. Ma... L'altro episodio abbiamo perso un po' di stabilità, però vabbè dai. Finché non è negativa, ci può stare. Per ora declino la proposta, poi vedremo più avanti. Qua non procede la situazione, io li odio sti malefici. Non c'è nessun progresso. E io invece vorrei riprendermela subito sta curia del cavolo. Vabbè, aspettiamo un attimo qua. Vediamo se il bilancio è migliorato un po'. Oh cavoli. Cosa è successo? La flotta è un po' costosa? No, non credo sia la flotta. Sì, è la flotta. Vabbè, ma non solo. Ma perché è così peggiorata? No! Secondo me c'è stato qualche cambiamento nei commerci. Sembra quasi che il nodo veneziano si sia impoverito di colpo. Non riusciamo più a trasferire così tanto commercio a quanto pare. E perché? Questa è una bella domanda. Perché? Forse ci converrebbe... Ma abbiamo solo 3 mercanti purtroppo. Caraibi. Come va i Caraibi? I Caraibi vanno molto bene. Cioè praticamente guadagniamo più dei Caraibi quasi che da Venezia. Genova. Che possiamo fare qua? Appunto potremmo cercare di trasferire più commercio con le nuove navi. Ma davvero ci siamo impoveriti di colpo? Guadagniamo 29, adesso solo 4 e non è davvero spiegabile la cosa. Vabbè, perché manteniamo tutta sta gente? Diminuiamo il mantenimento. Allora, siamo in guerra, sì lo so, ma non mi preoccupa tanto. In realtà forse dovrei preoccuparmi, dato che qui siamo un po' soggetti ad attacchi. E questi mi stanno pure... Ok. Non posso proprio, ma... Magari potrei, sapete cosa faccio? Voi a cosa mi servite, mercenari? Oh, siete tutti mercenari? Ok. Non posso neanche rinunciare a voi così velocemente. Però magari questi sì. Vabbè. Qui siamo ultra sbilanciati a questo punto, però... Appunto possiamo permetterci di reclutare nuove... truppe. Va bene. Voi che cosa fate? Che non mi ricordo. Ecco, siete ancora in viaggio.
Eh, vabbè. Oh! No, cos'è? Ok, questo abbiamo finito. Va bene. E fuori uno. Anzi, però questi li teniamo qua perché devono tenersi pronti. Anzi, qui dobbiamo considerare molto rapidamente la situazione perché qui è una bella incognita perché sti inglesi rischiano di finire la colonizzazione perché li hanno occupati. Ma ha senso tutto ciò? No. E voi cosa fate, maledetti? Non possiamo tollerare questo affronto, eh? Mm, vabbè. Questi qua hanno occupato una provincia. No, no, occupati agli indiani non ci va proprio. Quindi adesso vi spazziamo via, maledetti. Allora, però dobbiamo anche dichiarare ste guerre perché... Anzi, tu servi. Purtroppo non possiamo, certo. Aie. No, è il generale che serve più che altro. Vabbè, ce la caveremo anche con l'altro Carlo Felice. Wow, che razza i flotto... Ai! No, tu non c'entri, cosa ci fai qua? Ah, ecco perché perdiamo. Maledetti, mercantili Ragusa. Devo aver... Cavoli, quanti ducati ho perso in questo modo? Mercantili Ragusa. Lo devo aver scambiato per una nave normale. Beh, adesso abbiamo rinfoltito di sicuro la flotta qua, eh? E questa altra flotta io direi di mandarla da qualche parte. Ok. Ed è tempo di dichiarare guerra, sì. Molto tempo. Qui cosa succede? Distruggetemi questi Navajo, quel calè. Vai. Vediamo che fine fanno. No, siamo noi che stiamo facendo una brutta fine, a quanto pare. Un'offerta di pace proprio inaccettabile. Però qua dobbiamo... Ui, ok, è tempo di dichiarare guerra. Ok, qui li abbiamo distrutti in un batter d'occhio. Qui invece un po' meno. Ok, abbiamo vinto, bene. Bene però. Ok. Eh, allora, qui stiamo fabbricando pretese, bene. Eh, ecco, questa io direi che è la nostra prima legione. E la chiamiamo... No, che flotta, aspetta. Questa abbiamo affondata. Alabama abbiamo vinto, bravi. E inseguiamo i nemici. Allora, a sto punto direi anche di andare a riunire l'esercito perché qui c'è una flotta inglese. Aie. Una flotta proprio aie. Io spero che sti inglesi facciano qualcosa per salvare le loro città. Ma soprattutto aie, qua come va? Vabbè, ce la facciamo. Quindi fra 8 giorni dichiariamo guerra.
il che rende necessario aumentare il mantenimento al massimo. Vabbè, questi possiamo anche lasciarli qua perché penso che faremo pace con questi appena sarà possibile. Però appunto adesso è tempo di dichiarare guerra. La lana, io la odio la lana. Perché lana? Non ci sei. Ui! Uela, sti portoghesi non si vogliono fermare davanti a niente. Vabbè, faranno il lavoro per noi come al solito. Allora, più che altro qua mi hanno deluso, sono stati troppo veloci. Allora, vabbè, vediamo un po'. Possiamo dichiarare già guerra, no? Portogallo. Carissimi Pampas. La Francia accetterebbe, ma prima noi aspettiamo. Beh, vediamo se tutto è propizio per la dichiarazione di guerra. Allora, abbiamo unito le flotte. Dove cavoli sono finite? Ah, eccole. Queste 8 fregate. Le manderei... Dove le mandiamo? Adesso vediamo un po' come è cambiato il traffico. Non so se potremmo mandarle a Costantinopoli, credo di no. Penso che a Ragusa sia ancora... No, potremmo mandarli, però non so bene che cosa accadrebbe. Vediamo mandandoli a Costantinopoli cosa succede. Succede qualcosa almeno. E aumenta appunto fino a 12. E invece se li mando a Ragusa... Era meglio a Costantinopoli, eh? Appunto, era meglio a Costantinopoli. Allora andiamo a Costantinopoli. Già. Qui invece produciamo vino. Bene, il vino mi piace. Non esiste... cos'è successo? Ah no, ok. Ok, la Svezia ha inglobato completamente la Norvegia e io penso che a sto punto potrà formare la Scandinavia. Non siamo alleati, accidenti. Io credo che un'alleanza con loro non farebbe male, però... Vabbè. Non ho dichiarato guerra perché non ho ancora dichiarato guerra. Ok, no, devo dichiarare guerra. Sì. Non c'è più nulla da dire qua, c'è solo da fare la dichiarazione. E siamo pronti in tutti gli ambiti, vero? Ok. Anzi, ho aspettato fin troppo, quindi facciamo questa dichiarazione di guerra. Allora, vediamo un po'. L'ennesima guerra contro il Portogallo. Allora, andiamo ad attaccare un po' di flottiglie nemiche. Come... Ok, la Spagna giustamente ha onorato l'alleanza e noi giustamente andiamo a distruggere le loro colonie. Mi pare che tutto torni. Però io ho paura qua. Ok, no, è andato tutto bene. Sono sempre l'uomo dell'ultimo secondo. Ok, abbiamo attaccato la flotta portoghese commerciale. Tu rovinavi i nostri traffici, amico mio. E qui, amico, mica tanto. E perciò sarai annientato. E appunto, dobbiamo chiedere alla Francia di entrare al nostro fianco. Ok, qui abbiamo distrutto tutto, tutti. Allora, quindi la guerra è molto, molto sbilanciata verso un lato. Guardate gli eserciti. E come al solito... No, a dire la verità in questo momento più del solito la
La Spagna è in difficoltà, quindi... Però è migliorata rispetto a prima. Vabbè, più che altro mi chiedo dove sia il resto dell'esercito francese. Ah sì, è entrata in tutte le guerre. No, però... Ma l'esercito francese hanno 20 miliardi di uomini qua, ma siete pazzi? Ah, anche qui producono tabacco, ma siete davvero fortunati voi? Va bene, comunque sono contento. Mm, Vediamo un po', la flotta italiana sta per essere unificata. Qui direi di non attendere oltre per bruciare questa colonia. Mi dispiace Manhattan, la colonizzeremo noi quando vorremo. E questa, vabbè, aspettiamo un attimo invece. Ok. Un governatore è morto e ci mandiamo il burocrate al suo posto, giustamente. Allora, stia pace, vediamo un po' che razza di proposta vogliono farmi. 500 ducati. Ah, finalmente abbiamo guadagnato il casus belli anche contro l'Inghilterra. La Francia cosa vuole fare? Non mi piace tutto questo. Ah no, è meglio perché noi siamo in guerra con gli Irochi. Vabbè, però io volevo ora lanciare una crociata contro qualcun altro. Speriamo che tutto ciò non ci sia d'intralcio. Purtroppo non abbiamo più questi miglioramenti navali. La crociata contro gli Irochi fa davvero un po' ridere, però va bene. Ci sta. Ci dà... in effetti avere ancora più manodopera non mi dispiace. Proprio no. Cavoli. In effetti non è male. Non è affatto male. Ok. Quindi avete fatto bene. Tra l'altro la Pomerania ha lasciato una coalizione contro noi proprio in questo momento. Allora, io direi però che, vabbè, qui potremmo mandare qualche esercito all'attacco. No, però non possiamo. Accidenti. Liguri. Malefici. Ecco, hanno distrutto le loro... Sti idioti. Vabbè, vuol dire che non dobbiamo più dichiarare guerra agli inglesi. Vabbè, può starci. Non è niente di grave. E che possiamo accettare appunto una pace economica, magari, da questi. Mm. Mm. Io non lo so. 500 ducati fanno comodo. Però poi per 5 anni non li potremmo attaccare. Vediamo un po' gli stati più ricchi al mondo chi sono. Ottawa. Navajo. Ah, i Navajo sono in guerra con noi? Ui, e non avevo notato tutto ciò. E anche... Cavoli, quelli erano in guerra prima con noi e non abbiamo fatto niente. Vabbè, e poi... Ma tutta sta gente così ricca? Ok, direi di non fare assolutamente pace, ma di provare a strappare tutte le loro ricchezze. Ma qui non finisce mai l'assedio, aspetta. Allora, andiamo avanti noi. Ecco, è arrivata ora l'armata inglese, un po' tardi, eh. Voi siete in guerra? Ma cosa vogliono fare sti inglesi? Non mi piace quello che vogliono fare. Allora, io invece che cosa potrei fare ora? Allora, vedo che sti spagnoli sono un po' pericolosi. E noi quindi dovremmo aiutare i nostri alleati, ma... ahimè. Allora, dovremmo usare la flotta... Vabbè, non... Facciamo così però, ci serve un po' di protezione. Tanto di sicuro nessuno potrà far niente contro i nostri galeoni, quindi
il resto della flotta la possiamo mandare appunto a Parma, mentre questi appunto potrebbero pattugliare in questa zona, soprattutto contro i portoghesi. Allora, però io mi sto dimenticando che in effetti potremmo procedere all'attacco dei portoghesi. Ok. Ma qui lasciamo che progrediscano un po' perché voglio impossessarmi di tutti i loro territori. Il che però significa... ma qui mi sono dimenticato! No! 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 Ecco, non è una buona idea non avere basi nelle vicinanze. Voi dovete darmi l'accesso. No! Oh mio Dio. Voi non me lo date l'accesso. Perché siete dei malefici neutrali. Voi mamelucchi? Voi siete forse più... No, peggio ancora. Non mi sono accorto del messaggio d'arrivo. Chi siete voi? Purtroppo non posso accedere a nessun porto. Abbiamo qualche possibilità di arrivare comunque. No! No! Perché io volevo il cioccolato. Lana, vabbè. Che dire, meglio che colonizzino gli altri, che di solito sono più fortunati di noi, perché noi produciamo invece lana. Siamo appassionati proprio. Abbiamo perso pure il casus belli, vabbè. E... come mai abbiamo perso il casus belli, scusate? Hanno distrutto la colonia. Va bene, lana. Ma vediamo se la lana può servire a qualcosa, davvero, perché è terribile tutto questo. Controllare il commercio di lana. Non vale un cavolo la lana. Il vino, guardate, ha un valore molto migliore. Oppure la pelliccia, appunto. Ma il tè, guardate il tè, mio Dio. O il cacao. E le spezie, le cineserie. Ma perché non... dovrei impadronirmi di altre risorse. Ecco, il cotone anche ci sarebbe molto utile. E invece appunto la lana è la cosa più inutile. Più che altro perché... cioè, voglio arrivare al 20%. Siamo i leader nella produzione. Dobbiamo andare in Cina però. Dobbiamo andarci perché ci sono troppe spezie utili. Però se per andarci devo affondare una flotta di questo tipo. Allora, una buona idea però in questi casi. Non so se l'ho fatto col tempismo giusto, credo di no. Però è dividere in due la flotta, almeno speriamo si salvi. No, l'ho fatto proprio col tempismo più idiota che potesse esistere. Ma se riesco a salvare almeno... cioè, però volevo salvare tutti io, a dire il vero. Vediamo se vanno tutti lenti uguali. Speed 5. Però le caracche erano più veloci. Già. Abbiamo perso velocità. Progredire tecnologicamente per perdere velocità. Questa poi. Allora, qui noi, in teoria, dovremmo attaccare certa gentaglia, cioè i Blackfoot, che non ho capito bene dove si trovano. Allora, il leader è qua, ma vammi un po' a esplorare la zona. Tu sei un Blackfoot? No, siete gli Irochi, che comunque vanno bene, credo. Ma vediamo chi sono sti ricconi che non vogliono spendere denaro.
Allora, no, non ci sono i Rochi, vedo. Allora, sono i Navao e Blackfoot. Allora, io non mi ricordo, ma perché? No, non si può fare tutto questo. Allora, io direi di andare a cercare. No, non c'è stato. Com'è? Ok, li abbiamo trovati. I Blackfoot e i Navai. Ah, quindi dobbiamo andare in una zona completamente inesplorata. Vammi qua. Oh mio Dio, che razza di strada vuoi fare? Non mi pare una buona idea, ragazzo mio. Non è meglio che andiamo. Sarà un po' difficile comunque passare attraverso tutti questi territori indiani. Vabbè, ci proveremo. Ah, ma Carlo Felice è qua. Ah no, ah è l'altro Carlo Felice. Vabbè, sto diplomatico libero? Invece che cavoli fa? Simpatica flotta. Però, vabbè. Voi avete un super generale? Emilio El Huyar. Eh, vediamo, ammiraglio spagnolo. Dimmi un po' gli spagnoli malefici. Allora, Fausto Grimaldi. Ammiraglio, sì, abbastanza forte, quindi forse non ci conviene in questo caso attaccarli, ma aspettare l'improbabile ritorno. No, ci arriva, dai che ci arriva, però forse riusciamo a salvare tutti. Per un pelo però, eh. Non sarà... Questo di sicuro arriva, questi, boh. Aie. Resiste per poco ancora. Dai che siamo quasi in acque amiche. Wow. Maledetti inglesi, lo sapevo. Vabbè. Vi siete arricchiti spaventosamente. Cosa stanno facendo? Ah, gli spagnoli stanno in realtà per perdere, io credo. Perché arriva un super rinforzo francese. Beh, è meglio non partecipare a queste battaglie perché non perdo esercito. No, vabbè, scherzo. Era meglio partecipare invece. Guadagnavo magari tradizione di qualche tipo. Allora, questi chi sono? Abenaki. Cosa volete? Mi pagate per non far niente? Mi piace questa cosa. Abenaki. Ah. Ok, ma dove siete voi Abenaki? Dove vivete? Abenaki. Ottawa. Ah, ecco, no, avete fatto... Ho capito. Grazie alleati. Mi piace questo vostro comportamento. E accetto volentieri un po' di inflazione. Ok. E invece il diplomatico che è tornato già dall'Inghilterra un po' di tempo fa, lo potrei mandare in Ungheria. Sei amico dell'Austria tu? No, bene. No! Ah, ok, prestigio. Dovrebbe esserci un governo stabile, ma andate a quel paese. Allora, più o meno questo è il nostro comportamento. Ma ormai il nostro prestigio è completamente ristabilito, eh? E questo è ottimo. Io qua ho un po' qualche soggezione verso gli spagnoli. Quindi, no, vabbè, probabilmente la bruceranno da soli la colonia, quindi non spendo sto potere, però ho paura che finiscano prima che sia tempo. Ma invece questa guerra non finisce mai. Interessante. Allora, ok, qui abbiamo salvato se non altro il leader
E anche queste sono salvi per un miracolo. Ui, no, No! Ok, speriamo di non essere scoperti perché sennò affondiamo come coliamo a picco. Chi arriva prima? Vi prego, no. No! Maledetti! No, hanno tra l'altro un super generale che ci sta affondando tutta la flotta, maledetti. Allora, siamo già... Oh mio Dio, siamo già affondati proprio al tutto. Scappate! No. Ma che sfiga, ci doveva essere una flotta portoghese proprio. Ah, no! Ah. Ok, non si sa bene cosa sia successo, ma... Abbiamo perso... No, si sa. No! Insomma, abbiamo perso un bel po' di navi. Cioè, questo è successo, essenzialmente. Però siamo ricchi. Il che ci aiuta. Ok, qui cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando la fine del mondo? Non è una buona idea, ragazzi. Andiamo... Allora, dov'è il nostro generale? Non abbiamo il generale. Ecco perché non è il caso forse di procedere. Vabbè, più che altro però è finito anche il tempo per la puntata. Già, esattamente. E quindi è tempo di salutarci con questa clamorosa sconfitta navale. Maledetto Fernando, io ti distruggerò. Hai capito? Cavoli, ma ha proprio distrutto la flotta. Sto disgraziato. Però in realtà lo faceva... No, non abbiamo neanche truppe più moderne, maledizione. Cioè, unità più moderne. Cavoli, siamo arrivati fino al traguardo, salvi, appunto. Dovevano arrivare i portoghesi a rompere le balle. Vabbè, niente, ne faremo nuove. Però io punterei più che altro sempre sulle fregate. Sul mare. Costruiamo un bel po' di fregate prima di tutto. Ok, non so quante ne ho costruite. Penso saranno 17, se erano 15 l'altra volta. Ne voglio fare un po' di più, ma perché no? Allora, poi qui voglio anche costruire questo edificio, che da un po' che lo voglio fare. Ma in teoria dovrei costruire pure qualche nave a trasporto. Va bene, facciamolo. Penso che così riempiremo di nuovo il limite, perché direi di sì. Allora, forse lo sforiamo pure. Ma adesso voglio fare anche qualche edificio utile per, insomma, per i nostri... l'Accademia delle Arti. Ah, ecco che cosa costruiremo con... Vabbè che non è utilissimo. Però le costruiamo queste qua. Tipo questa in Tirolo e questa... Belle Arti. Potremmo farlo a Venezia o a Firenze. Potremmo farlo o anche a Roma, non lo so. Ok. Però io volevo invece costruire qualcosa di utile. Tipo questo. Perché no? E dove potremmo farla? A Firenze. Ma sì, miglioriamo un po'. Abbiamo già finito i soldi, ok. Allora, questi chi sono? Gli Apache. Noi invece vogliamo andarcene un po' oltre. Perché si procede così lenti? Io non l'ho mai capito in queste zone. Qui l'assedio è eterno praticamente. Vabbè, comunque io direi che per questa puntata va benissimo. Stiamo già stravincendo la guerra. Tranne per la nostra battaglia navale, insomma.
stiamo vincendo di gran lunga la guerra. Soprattutto grazie all'intervento francese a nostro favore. Però io credo che questa guerra sia una buona occasione per potenziare la nostra tradizione militare, no? Che potrebbe senz'altro aumentare. Quasi quasi ci potremmo prendere anche un altro cardinale tra poco, ma... Tommaso. Cavoli. Ci hanno affondato in una maniera davvero codarda, però... Cioè hanno praticamente affondato dei naufraghi. Sti disgraziati. Vabbè. Abbiamo fatto un bel po' di scoperte qua. Vabbè, noi procediamo verso i Blackfoot. No, non si può. Perché no? Un momento. Perché sei qui bloccato? Ah, era un giorno così, non vi andava. Procediamo, ragazzi. Qui non mi interessa molto la ribellione dei totemisti, perché... E qui abbiamo... Cosa abbiamo fatto? Ah, abbiamo liberato la provincia, bene. Così possiamo anche magari mandare questa gente, questi cannoni a distruggere definitivamente questa... Cioè hanno una fortezza vera e propria, come fanno? Ma questi disgraziati. E noi invece carichiamo le navi qua, cioè le navi, le truppe, e finalmente abbiamo un generale in zona. Aspettiamo il ritorno degli spagnoli per poi distruggerli del tutto. Ok. Vabbè, non c'è nient'altro da dire per il momento, se non che i congolesi sono sopraffatti dai reazionari, che quindi li faranno tornare alla loro cultura tribale. E vabbè, niente, nessuna missione al momento disponibile, e ci vediamo alla prossima allora, dai. Speriamo di essere fortunati in questa guerra. Ma in realtà è una guerra già vinta, io credo, perché non hanno speranze sti spagnoli, dobbiamo dire il vero. E speriamo che distruggano da sé la loro colonia. Sti sciocchi. Va bene, sì sì. Ma non... come vanno questi assedi? Qua non c'è nessuna importante novità. Qua possiamo, dai, aspettiamo questa cosa per assegnare il leader e rimandarlo qua. 1° dicembre, ok, vediamo, siamo abbastanza ricchi comunque, siamo tornati ricchi. Non riesco a capire bene che cosa... Ah, era solo il fatto che avessimo dimenticato le navi, forse. Direi di sì, che ci aveva impoveriti, ma siamo di nuovo in una buona condizione. Cavoli, abbiamo costruito un sacco di roba. Io farei anche quell'ultimo... Questo. Ok. Alla prossima!